Allora, saluto a tutti e abbiamo da principiare dunque, ringrazio Pedro Santo Menozzi di essere qui a parlarci per questa terza conferenza che porta l'antologia di letteratura corsa, che Pedro Santo è coautore, con Giulia Mattei e Angelo Santo Pedrera, di un'antologia che esce fra poco, si spera, all'edizione Albiana, e che porta a letteratura corsa e che è in lingua corsa. Di noi, E questa, dunque, questa terza conferenza porta a Battella Besca che è un nome tamanto che è legato al teatro e che è legato a Bastia, ma credo mica solo. Dunque, grazie e avete la parola. Allora, grazie, a ringraziare al Centro Culturale Universitario per questo invito, a ringraziare il pubblico di noi, di essere venuto, e a ringraziare la moglie per averci mandato di partecipare a queste stonde qui. Allora, andando Battella Pesca, questa giornata qui, bella sicura, non ne manca appena, in tutti i casi, non ne manca appena di tenere un discorso di specialista per via di competenze pochissime il dominio di scrittura teatrale, ma si tratta piuttosto di un racconto un'esperienza di lettore, con riflessioni che sono nate a poco, lettura facendo. Allora, queste riflessioni qui sono sempre provvisorie e gli mancano forse perché le siano assuate di più un studio minuto di ogni pezza di Battella Pesca. C'è dunque qui ad un work in progress, ma quest'idea qui si vuole concretizzare dando da qui a poco, si spera, un'edizione nuova dell'insieme dell'opera di Battella Pesca, che sia teatrale e poetica, un'edizione nuova, ma in un critica. Ecco, dunque questo è il nostro obiettivo dopo l'antologia. Allora, prima minta o teatro di Battella Pesca, due parole forse bisogna lasciare un po' l'intitolato della nostra stonda qui, chi sa umanda, Battella Pesca contemporanea, forse chi pare domanda appena vinta, in tutti i casi retorica, perché chi ha risposto forse chi la conosciamo già appena. Ma perché appiccia a Battella Pesca o qualificativo di contemporaneo? Si può pensare prima a una fisica, da lusingare l'interesse del pubblico, e poi si sente di uno subito l'ego di un motto che è diventato quasi un luogo comune oggi, che è quello di contemporaneo capitale, quando si parla di un autore, e che è giurato da insegnare l'importanza di un'opera per una società a un momento dato. Si pensa a Gide della Sicura,